Buongiorno a tutti dal Consiglio regionale del Veneto. Questa mattina una giornata particolare qui in Sala Stampa Oriana Fallaci e Palazzo Ferrofini. Abbiamo il piacere di raccontare una storia importante, una storia di quotidianità per chi lavora nelle forze dell'ordine, ma è sempre straordinario capire cosa fanno uomini e donne delle forze dell'ordine in aiuto ai nostri cittadini, insomma, che tutti i giorni hanno rapporti con loro. E raccontiamo la storia di un agente di polizia, di un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato che lavora nella questura di Padova, ma che abita a Torri di Quartesolo. Lasceremo dopo a lui raccontare l'episodio, ma ha sostanzialmente tratto in salvo una coppia di anziani fuori servizio che si trovavano nella loro abitazione di Torri di Quartesolo, un piccolo comune limitrofo alla città di Vicenza, e quindi in provincia di Vicenza. Prima di sentire l'assistente capo coordinatore vorrei far fare un saluto al capo di gabinetto del signor questore di Padova, il primo dirigente, il dottor Simone Rodella, che prego di accomodarsi qui a fianco a me e di accendere il microfono per portare i saluti del questore Odorisio, che come raccontavamo prima, prego, è stato anche capo della mobile di Vicenza molti anni fa, oggi questore di Padova. Sì. Buongiorno a tutti, allora, come già detto adesso porto i saluti del signor questore di Padova Marco Dorisio e anche voglio ringraziare la Regione Veneto per aver dato questa giusta attenzione a questo gesto eroico di Manuel Geremia. Ed è importante questo perché mette in risalto un aspetto fondamentale del nostro lavoro, che non è solo prevenzione e repressione dei reati o la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma anche quella del soccorso pubblico. Infatti la legge 121 articolo 24 ce lo dà come compito fondamentale. Quindi noi tutti i giorni, anche se magari prevalentemente svolgiamo altre attività, siamo sempre chiamati al soccorso pubblico. Quindi quello che ha fatto anche Geremia, oltre a un grande senso di umanità, è anche un elevato senso del dovere, e quindi ha portato anche al buon esito di questa condotta eroica. E poi insomma adesso lascio la parola all'assistente capo coordinatore che vi racconterà poi i dettagli, che non è poca cosa, ecco. Okay. Grazie. Grazie capo gabinetto, si accomodi pure. Quindi senso del dovere, requisito fondamentale per chi decide di fare una carriera nelle forze dell'ordine, nell'esercito, in tutte le forze armate del nostro paese. E qui con noi tra l'altro c'è un collega, un vostro collega che è mio anche collega, consigliere regionale, appunto agente di polizia, la qualifica non me la ricordo, poliziotto, appunto Trevisi, che segue la Presidente della Commissione, della quarta Commissione qui in Consiglio regionale del Veneto, che porta sempre all'attenzione del Consiglio regionale quelle che sono le tematiche legate proprio alle forze dell'ordine, e ovviamente su questo siamo molto vicini e condividiamo anche le battaglie che porta avanti dal punto di vista politico-amministrativo. Io chiedo a questo punto a Manuel Geremia di avvicinarsi, di passare il microfono anch'esso, e chiedo alla gente di spiegare quello che è successo, raccontiamo la storia, la vicenda. Eccomi qua. Tanto grazie a tutti, per me è un onore essere qua. Niente, io credo di aver fatto solo semplicemente il mio dovere, quindi non mi sento un eroe particolare. Quella mattina lì stavo dormendo, sono stato svegliato da delle urla da parte di questi due vicini anziani, che erano già praticamente sul balcone con l'intera abitazione praticamente in fiamme. Fortunatamente sono subito corso in giardino, ho preso una scala e sono salito al piano superiore per appunto cercare di salvarli. Niente, li ho presi di forza e li ho caricati in spalla e li ho fatti scendere. Sebbene l'anziano, preso un po' probabilmente da un raptus, era rientrato all'interno dell'abitazione
e quindi era in pericolo di vita. Io sono entrato una prima volta a cercare di trovarlo, ma era completamente avvolto dalle fiamme e dal fumo e non sono riuscito a trovarlo. Sono riuscito sul balcone per prendere fondamentalmente aria, perché sentivo effettivamente le gambe cedere, e in quel momento lì, come ho già raccontato, di fronte a questa abitazione c'era la mia abitazione, dove all'interno c'era la mia compagna e mio figlio, che in quel momento lì si erano svegliati dalle urla anche loro, e ci siamo guardati in quel momento lì, e tra mio figlio, che è molto legato a queste due persone anziane, la stessa signora che mi supplicava di salvare il marito dopo 50 anni di matrimonio, e non voleva perdere il marito, oltre che la casa che ormai era distrutta. In quel momento lì mi sono sentito quella forza probabilmente in più, che mi ha permesso di rientrare nuovamente nell'abitazione e cercare, così in mezzo al fumo e alla nebbia, questa persona, anche se pensavo che fosse già deceduta, ecco, per i fumi. È stato un miracolo, perché l'ho visto in un angolo dell'abitazione, sperso, ormai privo quasi di conoscenza, e l'ho preso di peso, l'ho portato fuori. Ancora prima della moglie, però in quel momento lì era lui il più diretto da salvare. Una volta calato giù, fortunatamente sono arrivati dei colleghi dei carabinieri che mi hanno dato sicuramente una mano, e da lì siamo riusciti a coordinare, con l'arrivo anche dei vigili del fuoco, tutta la cosa, prima che appunto l'intera abitazione andasse completamente distrutta, anche perché all'interno c'era una macchina che stava detonando, e oltretutto c'era lui, un cacciatore, quindi aveva anche delle munizioni all'interno dell'armadio blindato, che si sentiva che detonavano, quindi era una scena abbastanza apocalittica, ecco. Posso immaginare. E tanto Grazie. nel ringraziare le forze dell'ordine, in particolare in questo caso, per noi comunque non è una novità, perché sappiamo che tanti tuoi colleghi sono protagonisti di salvataggi. Questa mattina alla festa della Guardia di Finanza, oggi ricorre il 252esimo anniversario, c'è stato un riconoscimento a 2 finanzieri che ad esempio avevano salvato una donna che si stava lanciando da un ponte. Insomma, credo che le azioni delle forze dell'ordine siano quotidiane, purtroppo, rispetto a casi simili. Però un ringraziamento, insomma, da parte nostra, a nome mio come vicepresidente del Consiglio regionale, a nome di tutto il Consiglio regionale, di tutti i colleghi, che, come dicevo prima, anche con Trevisi noi affrontiamo spesso il tema delle forze dell'ordine. Si vorrebbe sempre fare di più per sostenervi. A volte purtroppo le risorse economiche non ce lo permettono, però credo che uno sforzo vada fatto, perché poi i fatti che accadono sono questi, e quindi quando le cose vanno a finire bene siamo solo che felici che sia così. A questo punto ne approfitto per consegnarti, do del tu mi permetto, perché poi raccontavamo per caso, abbiamo scoperto che avevi frequentato anche la stessa scuola, in età che fu, un po' più giovane di me, però insomma è passato dalla mia stessa scuola a Vicenza, e quindi ci siamo dati del tu, mi sono permesso. E quindi un riconoscimento a nome del Consiglio regionale del Veneto che ti consegno, dopo facciamo un momento di una foto anche istituzionale con i familiari. Grazie. Facciamola vedere. Sì, esatto. Una foto di gruppo, va bene? Possiamo chiudere la conferenza stampa, saluto tutte le persone collegate e niente, ci vediamo alla prossima.